esiste anche la costruzione del suo ordinamento e dei suoi concetti giuridici. Il che significa che la nostra esperienza giuridica, e la nostra esperienza giuridica intendo riferirmi all'esperienza giuridica italiana, europea e continentale, cioè l'esperienza che deriva dalla matrice urbanistica, è profondamente diversa dal sistema giuridico, per esempio, di tipo anglosassone. Penso che molti di voi sappiano che esiste una differenza di fondo tra paesi che vengono definiti paesi di civil law, cioè di diritto civile, che sono quelli dell'Europa continentale, quindi anche noi italiani e stati, da un lato, e paesi di common law, che invece sono i paesi che derivano il loro diritto dal diritto inglese. E penso che molti di voi sappiano che esiste anche a livello intercontinentale così una sorta di battaglia nelle zone di confine. Io per esempio lavoro molto in America Latina proprio per impedire una sorta di colonizzazione dell'America Latina da parte del diritto comune. Cioè vado lì come professore di diritto romano e quindi cultore di quel diritto che costituisce la matrice del diritto dei popoli continentali, a tentare di difendere questa frontiera che è certamente una frontiera strategica. Ecco, io vorrei che proprio da questa considerazione di carattere generale si partisse anche per porsi il problema relativo all'applicabilità o meno della lingua sarda anche in relazione ai problemi giuridici, perché mi sembra che in linea di principio, proprio se si parte dalla idea di fondo che ogni popolo ha la sua storia, ha la sua cultura e che il diritto rappresenta una parte di questa storia e di questa cultura, e quindi anche il linguaggio giuridico rappresenta una parte di questa storia e di questa cultura, bene, in linea di principio si possa anche ben affermare che il linguaggio giuridico e quindi gli istituti giuridici devono anche corrispondere alla struttura, alla cultura e alla storia di quel popolo. Quindi, sotto questo profilo, io non vedo niente di negativo per l'applicazione della lingua sarda anche ai concetti giuridici e agli istituti giuridici. Questo in linea di principio. Direi però che quando si passa dal discorso relativo alla linea di principio al discorso pratico operativo, direi che questo discorso va fatto con alcune avvertenze e alcune precisazioni, e in relazione a queste devo dire che in buona misura io mi riconosco pienamente in quanto ha detto Granese, con alcune precisazioni. In primo luogo, il linguaggio giuridico esprime, dicevo, concetti giuridici. Questi concetti non sono naturalistici, sono creazioni artificiali dell'uomo non come singolo, ma dell'uomo che si riunisce in società. Dove c'è società c'è diritto, vis societas ius, di conseguenza il diritto è espressione dell'uomo che si riunisce in società, ma è anche espressione di una scienza giuridica che studia questi fenomeni, queste istituzioni e che delimita questi concetti, stabilisce i confini di questi concetti. Quindi solo se esiste una scienza giuridica appropriata che usa un certo tipo di linguaggio, il diritto può progredire. E allora ci chiediamo, ma al momento attuale la lingua sarda ha nel suo patrimonio tutta una serie di concetti giuridici e di termini giuridici atti a descrivere la complessità della realtà economico-sociale? A mio avviso la risposta è negativa, il che non significa però necessariamente, perché sarebbe un passo ulteriore da non fare, che questo rende impossibile un'applicazione del sardo al mondo del diritto. Bisogna in questo campo avere l'umiltà necessaria, capire che anche per quanto riguarda il mondo del diritto molto spesso è necessario il fenomeno del prestito da altre lingue. Pensiamo in istante a quello che è avvenuto
verità che, come giustamente osservava Miliu, non è un dato, ma è un fier, un qualcosa che di giorno in giorno si evolve, e si evolve non soltanto in se stessa, ma si evolve soprattutto in contatto e in rapporto con le altre culture. Allora io penso di poter essere d'accordo con questo discorso, ma pensando che è un discorso in termini di processo, non un discorso che può dirsi oggi compiuto. E in relazione a questo processo devo dire che siamo sostanzialmente all'inizio. Come può inserirsi la legge in processi di questo tipo? Ebbene, anche qui io vorrei che si sfatasse un mito che in fondo aveva caratterizzato il nostro paese sino agli anni '80, il mito della onnipotenza della legge. Ebbene, signori, la legge può al massimo registrare ciò che avviene in una società oppure indirizzare l'evoluzione di una certa società, ma laddove la legge impone qualcosa che non è realmente sentito a livello di una certa comunità, la legge il più delle volte può determinare degli effetti indesiderati, sostanzialmente degli effetti boomerang. In Italia sino a 10 anni or sono si diceva c'è questo problema, facciamo una legge. Poi si scopriva che la legge invece che diminuire i problemi aumentava i problemi. Allora si faceva una seconda legge per risolvere i problemi creati dalla prima legge, poi una terza legge per risolvere i problemi creati dalla seconda legge e così via. Così siamo andati ad essere il paese che ha un numero di leggi 10 volte superiore al numero di leggi che forse sarebbero necessarie e sufficienti in qualsiasi paese civile. Ecco, allora vediamo di applicare questo discorso anche ai nostri problemi. Se la legge viene vista come una forma di imposizione, per esempio del sardo, mi sembra abbastanza evidente che il risultato sarà un risultato sostanzialmente disastroso. Se cioè quella diffidenza alla quale accennava Pranese che caratterizza i rapporti pensiamo per esempio a una burocrazia la quale si nasconda le sue inefficienze dicendo al cittadino: senti, questo certificato te lo potrei fare in una settimana, però lo devo fare in 2 settimane perché devo farlo a livello bilingue. Magari non è assolutamente vero, perché lo farete comunque in 2 settimane. È tipico che la burocrazia tenti a scaricare quelle che sono le proprie responsabilità. Beh, io ho sostanzialmente paura che questa legge potrebbe determinare addirittura un allontanamento del cittadino nei confronti della lingua sarda. Il cittadino sarebbe purtroppo portato a vedere nella stessa lingua sarda un elemento di impaccio. E allora il discorso qual è, a mio avviso? Il discorso è che qui occorre una grande sapienza politica, mi ricordo appunto ai politici presenti, per capire che anche l'impiego della lingua sarda deve essere utilizzato in momenti di semplificazione amministrativa, in momenti in cui l'amministrazione attraverso delle proprie riforme si avvicina al cittadino. Dicevo poc'anzi al collega Blasco che a mio avviso una delle ragioni per cui in Catalogna il discorso dell'applicazione linguistica è riuscito è quale? Una delle ragioni profonde, a mio avviso, è data proprio dalla circostanza che lì il discorso sulla lingua si inserisce in un momento in cui si passa da un'amministrazione, espressione di un potere centralizzato e repressivo
non